Di nuovo buongiorno da Telefriuli, seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, convocata per questa mattina dal Presidente Massimiliano Fedriga. All'ordine del giorno ci sono i temi che proprio ora vengono affrontati dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato-Regioni che il Ministro Maria Stella Gelmini ha convocato in videoconferenza per le 12. Tra gli argomenti oggetto di analisi anche il Recovery Plan in vista del confronto con il Governo. E poi ancora l'emergenza Covid, in particolare le valutazioni su ulteriori aggiornamenti delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Infine anche la proposta per il riparto del fondo previsto dal decreto Sostegni. E intanto il coprifuoco continua ad alimentare il dibattito politico dopo le prese di posizione degli ultimi giorni. Il botta e risposta tra il segretario del PD Letta e il leader della Lega Salvini e i distinguo anche all'interno dell'esecutivo. È stata raggiunta l'intesa nella maggioranza sulle aperture. A metà maggio il governo valuterà eventuali deroghe al coprifuoco. L'accordo pare vada bene anche al Carroccio, che aveva chiesto con in testa al presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga di posticipare il coprifuoco alle 23. Anche il partito di Renzi si sarebbe allineato. In base alla risoluzione delle forze di governo si farà una nuova valutazione anche considerando l'evoluzione dei contagi. Ieri in Italia oltre 10.000 nuovi casi e 373 le vittime da Covid. Si valuterà anche l'andamento della campagna vaccinale. Ieri intanto è stato bocciato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia per abolire l'obbligo di tornare a casa alle 22. È stato arrestato un uomo di 47 anni, responsabile di una truffa informatica in cui è finita una ditta con sede nella provincia di Gorizia. Scoperto un caso di frode informatica perpetrata con la tecnica del cosiddetto Man in the Middle. È un moderno attacco informatico nel quale il cybertruffatore si sovrappone a due interlocutori, assumendo l'identità di uno di loro. Così osserva, intercetta e modifica il contenuto della corrispondenza, lo scopo di sostituirsi fraudolentemente nei rapporti commerciali tra aziende spiate, in modo da indurle a trasferire le somme dovute per i rispettivi rapporti di debito-credito su conti correnti appositamente creati. È indagando su questa pericolosa cyber intrusione che la polizia postale di Gorizia e Genova ha arrestato per riciclaggio un cittadino italiano di 47 anni con precedenti per reati contro il patrimonio. Le indagini sono scattate a seguito di una denuncia presentata da un'azienda del settore agricolo della provincia isontina che si era rivolta alla polizia postale dopo essere stata vittima di una frode informatica, raggiro tramite il quale era avvenuto il dirottamento di un bonifico disposto per il pagamento di una fattura per un importo di circa 60.000 euro. Nell'ambito di una indagine sul traffico di droga condotta dal nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Aurisina e coordinata dalla procura di Trieste, è stato arrestato un cittadino sloveno ritenuto responsabile di importare cocaina in Italia dal suo paese d'origine. È stato arrestato con invece altre 6 persone sono state denunciate in stato di libertà perché coindagate per analoghe attività di spaccio. Servono più controlli nel comparto, le regole vanno rispettate. Interviene la Feneal Will del Friuli Venezia Giulia, così dopo l'infortunio mortale sul lavoro che è avvenuto ieri pomeriggio a Udine e che è costato la vita a un 34enne precipitato dal tetto di un supermercato dove stava eseguendo lavori di manutenzione. È il secondo operaio che nel giro di poche settimane cade dal tetto e muore in provincia di Udine. Queste tragedie non possono più succedere, basta morti sul lavoro. Il commento del segretario regionale della Feneal Will, Massimo Minen, che ribadisce la necessità di applicare in maniera rigorosa tutte le norme del contratto edile sulla sicurezza sul lavoro. È un momento favorevole per l'edilizia, le risorse destinate dal governo stanno finalmente dando una bella scossa al settore, è un dato positivo, aggiunge, ma va tenuta alta la guardia e servono più controlli. E proprio oggi ricorre la giornata internazionale per la sicurezza sul lavoro, istituita nel 2003 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. La UIL nazionale ha già avviato una battaglia di civiltà per raggiungere l'obiettivo di 0 morti sul lavoro. Il questore di Pordenone ha disposto l'allontanamento dall'Italia per un rumeno di 44 anni che aveva commesso una serie di reati sul territorio, tra cui una rapina.
Aveva accumulato una lunga serie di reati e condanne, il rumeno 44enne per il quale oggi il questore di Pordenone ha disposto l'allontanamento dall'Italia e il ritorno al paese d'origine. Nel suo curriculum criminale l'uomo in pochi anni aveva iscritto resistenza, lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Si era anche reso protagonista di una rapina a Pordenone all'interno di un supermercato di via Galilei, dove aveva minacciato il personale che lo aveva bloccato simulando di avere un'arma in tasca, reati per i quali aveva accumulato una condanna di oltre 2 anni di reclusione, scontata la quale era diventato irreperibile, salvo poi ricomparire a Pordenone il 21 marzo scorso, quando era stato sanzionato per ubriachezza molesta. Il 25 aprile l'uomo si è reso protagonista di una lite in piazza Risorgimento, nella quale, in preda all'alcol, aveva colpito con una bottiglia di birra rotta un connazionale, provocandogli un taglio al volto. Di qui il nuovo arresto e il conseguente rimpatrio disposto dal questore. Il padel è uno degli sport più gettonati del momento e il Comune di Udine ha predisposto un progetto di fattibilità per adeguare a questo sport 2 campi coperti che saranno costruiti in Via del Maglio tra l'area del tennis e quella del rugby. In arrivo a Udine gli impianti comunali di paddle, uno degli sport più gettonati del momento. In altre regioni italiane sono realizzati e gestiti da privati. Oggi la Giunta ne ha approvato il progetto di fattibilità. La struttura, che comprende 2 campi coperti, sarà realizzata in Via del Maglio, nella zona compresa tra i campi di tennis e quello di rugby. Verrà implementato in questa parte di verde pubblico che in questo momento c'era un grosso dosso che veniva usato come tribuna per il rugby, ma non utilizzato, e oltretutto gravava di un sacco di manutenzione da parte proprio dell'associazione. Verrà una copertura di ultima generazione, termoresistente sia al caldo che al freddo, quindi, e soprattutto che garantirà una durata più o meno di 30 anni. Dallo sport alla cultura, in quanto si prospettano novità sulle aperture dei musei. Riapriremo martedì della prossima settimana, il giorno 4, riapriremo con orario di apertura ampio, quindi 10-18, nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica, orario pieno, sia del castello sia del Palazzo Giacomelli, la sede del Museo Etnografico Friulano. Potremo visitare in castello non solo la mostra sugli antichi abitatori delle grotte in Friuli, ma anche una nuova mostra che la Triennale dell'Incisione presieduta dal professor Giuseppe Bergamini proporrà, di antiche stampe e disegni della città di Udine e del Friuli. Alle 19 la UEB Gesteco Cividale in trasferta a Fabriano contro la Janus si gioca la testa del girone e quindi anche la possibilità importante poi di giocarsi in casa la fase play-off. Sentiamo le sensazioni del gialloblu Adrian Chiera a poche ore dalla palla 2 della gara che verrà trasmessa domani alle 22 in differita su Telefriuli. Abbiamo preparato al meglio delle nostre possibilità, abbiamo comunque giocato una partita pochi giorni fa, il tempo per prepararla è quello che è stato, sappiamo tutti che è una partita molto importante, quindi abbiamo messo la concentrazione ai massimi livelli appena abbiamo già finito l'altra partita, quindi adesso pensiamo solo a questa, sappiamo che è difficilissima, quindi niente, ce la metteremo tutta. È uno snodo un po' per capire in che posizione finiranno le Eagles contro un avversario che è stato fermo per tanto tempo, tante incognite, è rientrato con una sconfitta a Mestre. Come pesa questo psicologicamente? Credo che pesa, ma deve pesare il giusto. È da un po' di giorni che, anche parlando col coach, ci ha sempre detto che ovviamente la classifica può essere un punto a favore, ma non è una cosa importantissima per lui. Quello che conta è veramente giocare le partite con la massima concentrazione e se riusciremo a partire avvantaggiati in classifica meglio, e se no amen, si va avanti così e ce la metteremo tutta sia in trasferta che a casa nostra. In vista della 16ª tappa del Giro d'Italia che il 24 maggio partirà da Sacile per poi concludersi a Cortina, dove è toccato anche le 3 cime di Lavaredo, la città sul Livenza dà vita a Storie di Giro, una serie di eventi al Teatro Zancanaro con gli omaggi ai campioni locali Zanette e Micheletto.
Sacile si prepara a tingersi di rosa. A meno di un mese dalla tappa del 24 maggio, la Sacile Cortina, il comune dà vita a una serie di eventi al Teatro Zancanaro per celebrare il ciclismo in terra sacilese. Si parte il 6 maggio alle 18. Il primo è un incontro dedicato al nostro grande campione Denis Zanette e vedrà come partecipanti importanti personaggi del mondo del ciclismo. E il primo fra tutti il moderatore, che sarà Marco Pastonesi, un grande giornalista sportivo. Avremo poi naturalmente il patron del Giro in Friuli Venezia Giulia, Enzo Cainero, due grandi campioni ciclisti, compagni di squadra di Denis Zanette, sono Biagio Conte e Davide Rebellin. Ci sono parecchi ovviamente altri eventi a calendario, uno sarà dedicato anche all'altro grande campione sicilese che è Micheletto. È un calendario ricco, ma del resto è una tappa importante, quindi riteniamo che Sacile debba fare il suo dovere e farsi trovare preparata. Tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.